I carabinieri conegliano hanno sorpreso due marocchini 24 anni che stavano saccheggiando alcune auto posteggiate in piazzale Zoppas. Sono due soggetti, in particolare uno già noto a noi carabinieri, che sono stati sorpresi nella flagranza del reato mentre perpetravano alcuni furti su auto in sosta nella zona del piazzale Zoppas. Il tempestivo intervento della nostra pattuglia e la tempestiva chiamata al 112 da parte di alcuni cittadini ha permesso di assicurare alla giustizia questi due malfattori. La nostra attività di controllo del territorio va sia nel centro città ma anche nelle periferie. L'attenzione che noi abbiamo anche nella zona del piazzale delle Corriere vicino alla stazione ferroviaria è massima, e devo dire che anche il fatto di essere giunti sul posto nel così breve tempo possibile testimonia che effettivamente c'è un dispositivo di controllo del territorio assolutamente adeguato. Chiamare il numero di emergenza quando si notano dei movimenti sospetti o delle persone sospette o dei rumori sospetti, soprattutto di notte, ci permette di arrivare sul posto e di assicurare appunto alla giustizia delle persone che commettono i crimini anche nottetempo. I furfanti, residenti a Nervesa e Conegliano, alla vista della pattuglia, giunti immediatamente sul posto, sono fuggiti a bordo di due biciclette. La loro fuga è durata pochi metri. Nell'abitazione di uno di essi, pregiudicato e già fermato per furto aggravato, i militari dell'Arma hanno trovato cellulari, PC portatili ed altro materiale che è stato sequestrato. Si tratta probabilmente di refurtiva proveniente da altri colpi. In particolare, i telefonini erano ancora confezionati, quindi le indagini dovranno stabilire se si trattava di una rivendita. Se il materiale risultasse rubato, l'uomo rischia una condanna anche per ricettazione, oltre che per furto continuato ed aggravato, come il suo compare.